Ma il discorso è abbastanza complicato. A me, per renderla in Veneto, dico che Zaia mi sembra un po' il sorintento. Nel senso, spero che tutti quanti quelli che ci ascoltano sappiano qual è la storia del sorintento, che dura tanto tempo e mai si destriga. Allora, come ha già detto lei prima, l'autonomia sembra rimandata al giorno del poi e l'anno del mai. Tutto dà adito a pensare che sia una presa di tempo per arrivare a portare avanti un qualcosa che dia la possibilità prodroma alle prossime elezioni. Dato che a livello tecnico, matematico, l'autonomia con i 9 decimi del residuo fiscale e le 23 competenze è tecnicamente e matematicamente impossibile ottenerla, perché è vero, bisogna dare ragione a alcuni ministri anche dei 5 Stelle che se veramente il Veneto avesse la possibilità di trattenere a sé i 9 decimi del residuo fiscale e le 23 competenze, così come la Lombardia, mancherebbero quei 70 circa miliardi tra Veneto e Lombardia che dovrebbero andare poi in Italia. Senza questi 70 miliardi non so come può fare l'Italia a rimanere in piedi. Già sta in piedi per miracolo, può immaginarti togliendo via quei 60 miliardi. Ma dato che è tecnicamente impossibile a livello matematico ottenere questa autonomia, è possibile, è probabile che da qui alle elezioni europee verranno lanciate delle carotine ai veneti e ai lombardi con qualche competenza magari legata ai costi storici e non ai costi standard, quindi sostanzialmente senza avere una vera attribuzione di fondi in più per quello che è la gestione economica del tessuto sociale e imprenditoriale e tutto per quanto riguarda il Veneto, e quindi automaticamente i veneti potrebbero ancora abboccare a queste false promesse. Tra l'altro di oggi, anche se in realtà è da un po' di tempo che c'è la voce, sembrerebbe che ci sia pronta una poltrona in Europa per il Presidente Zaia, che comunque continua a dire assolutamente no, assolutamente no. Partiamo dal presupposto che se non arrivasse l'autonomia sarebbe un autogol clamoroso per la Regione Veneto, per Zaia in modo particolare, per la Lega in senso generale. Quindi potrebbe essere una mossa per mantenere salda una posizione politica, mettiamola così. L'autonomia si può ottenere, volendo, con azioni, uso la parola impropria, di forza. Ma in che senso metto questa azione di forza? Se teoricamente tutti coloro i quali oggi si dicono disponibili all'autonomia, parlo da Confindustria, parlo da tutte le associazioni di categoria, piuttosto che anche un panorama politico assolutamente esteso, perché, parliamo bene, ci sono movimenti e situazioni che vanno da, ovviamente, la Lega, che lo dice, poi non lo fa, ma anche da Forza Italia, ci sono anche esponenti del PD, penso ad una senatrice Simonetta Rubinato con Veneto Vivo, piuttosto che vari esponenti del mondo politico a 360 gradi si dicono disponibili all'autonomia, così come Confindustria, così come le varie associazioni. Ora, se tutte queste facessero un patto per l'autonomia e creassero un punto di forza veramente inamovibile, quello che avrebbe dovuto creare teoricamente la Lega al governo, perché la Lega al governo, così come ha accettato il reddito di cittadinanza che al nord non è sicuramente stato voluto, okay, poteva mettere dei paletti per l'autonomia subito, cosa che non è stato fatto. Stiamo continuando ad andare avanti. Ricordiamoci che una volta ottenuto il 98% di voti con il referendum, Bressa, al Bo, a Padova, aveva già sottoscritto una bozza di intesa. Io mi domando e dico, se Bressa del governo Renzi aveva già preparato una bozza di intesa, cosa dobbiamo aspettare ancora? Una bozza di intesa di un governo amico? Allora, ribadisco, se ci fosse veramente una prova di forza da parte di tutta la società veneta e lombarda, con azioni pesanti che possono arrivare anche allo sciopero fiscale, io sono convinto che l'autonomia arriva in un modo o nell'altro. Allora, io sono indipendentista e faccio una fatica bestia a mantenere l'asset sull'autonomia, ok? Perché per me sono due cose completamente diverse, ma non importa, rimango sull'autonomia. Ti do ragione su quello che stavi dicendo, ma se noi andiamo a fare un calcolo molto banale e semplice, guardiamo, tu dici che la questione è romana, bene, ma non verrà mai risolto a livello romano, primo perché il Veneto non è mai stato degnamente rappresentato a Roma.
Primo. Aspetta, fammi finire, il discorso è un attimo un pochino più ampio. Dopodiché c'è un discorso di base a monte. Allora, il reddito di cittadinanza, che è voluto al sud, non al nord, ok? Già c'è al sud. In che senso già c'è al sud? Se noi andiamo a guardare, banalizzo, quanti forestali ci sono in Calabria, già quello è reddito di cittadinanza, nel senso si dà uno stipendio a gente che non serve, ok? Allora, detto questo, i costi standard, come dici giustamente tu, che dovrebbero essere in realtà la logica e il rigor di logica di tutta la nazione, non ci sono, quindi è puramente un elemento economico. Prima bisogna risolvere il problema economico. Il problema a monte qual è? È che come fai a togliere via tutto l'assistenzialismo che c'è al sud? Questo è il vero problema, perché se tu oggi vuoi fare costi standard a livello nazionale, devi togliere necessariamente via tutti i costi determinati dall'assistenzialismo che c'è in certe regioni. Ma portate case e competenze prima, o no? Non capisco, ma se mi porta a casa competenze, se dove vado? Vorrei precisare che dal nostro punto di vista, lungi da noi essere contro il Sud, ma è lontano 1000 miglia da noi. Noi siamo assolutamente dell'idea che il Sud abbia delle potenzialità talmente alte, ma talmente alte, che volendo potrebbe riuscire anche a superare la produttività. Basta pensare al discorso turismo. Io non ce l'ho contro i meridionali o contro le persone del Sud, io ce l'ho contro la gestione politica del Sud, una gestione politica che ha bisogno dell'assistenzialismo per garantirsi la sua sopravvivenza. Quindi il problema a monte non è la persona, il turiddu della situazione, ma il problema è come viene gestita la politica funzionalmente al ritorno elettorale, perché di questo stiamo parlando. E fin tanto che ci sarà questo problema non si può scardinare. Allora uno dei modi per poter scardinare è far mancare la terra sotto i piedi. E non ci sono alternative. Quando qualcuno dice ma con la febbre da cavallo c'è bisogno di una puntura bella tosta, ok? Bisogna portare a questo Stato, se si vuole mantenerlo unito, perché la possibilità poi è diversa, c'è veramente bisogno di una cura da cavallo. E la cura da cavallo deve essere quella di dare la concretezza che certe cose non si possono più fare. Non si possono più mantenere un numero di dipendenti regionali in Sicilia che sono la somma di dipendenti regionali di Veneto, Lombardia e Piemonte messi assieme, perché non ha senso logico, perché quello è già reddito di cittadinanza, solo che è particolarmente elevato. Non si possono mantenere... No, solo che è stupido. Appunto, è stupido. Elevato, è stupido. È stupido, quindi è stupido. Quindi fin tanto che la politica è questa, non si può cambiare. Quindi, tolto via l'ambigramma che un indipendentista o un forte autonomista è anti-Sud, lontano da noi. Per noi è una questione assolutamente culturale, identitaria, sociale, ovvio che è anche economica. Poi quando mi si dice, quando sento il sindaco parlare di intanto prendiamo le competenze con i costi storici, che è già un prendere, io sono d'accordo, ha ragione, è vero, se come ha subdorato Zaia prima del referendum ci vengono tornate le 23 competenze è già qualcosa, anche se in realtà ci aveva raccontato la favola dell'orso che c'erano anche i 9/10 residuo fiscale e questo l'ha detto miliardi... Aspetta, fammi finire. Ora, quindi va bene le 23 competenze, ma ricordiamoci che le 23 competenze così con quei soldi sono qualcosa, ma non scardinano il problema a livello nazionale. Il problema... Con l'autonomia di regioni come quelle del nord si dovrà necessariamente ristrutturare a livello socio, politico, economico tutta la nazione. E ricordiamoci che il passaggio successivo al non raggiungimento dell'autonomia può essere qualcosa di diverso che rientra nell'articolo 5 della Costituzione. Solo una cosa a Girmo, volevo dirle, ho visto un sms che diceva Salvini, vergognati, eccetera. Qui ce la si prende per l'autonomia, sempre con i 5 Stelle, magari si dice la Stefani non ha fatto abbastanza, no, non è vero, sta facendo molto. Poi ci si dimentica del fatto che Salvini potrebbe fare così, no? Infatti, e non lo fa, evidentemente fa così più di tanto non ci tiene, no? Mi viene da pensare. Esatto, allora, no? Io non posso prendermela con i 5 Stelle, i 5 Stelle sono assolutamente coerenti, i 5 Stelle sono stati votati da una certa latitudine in giù e portano avanti il progetto politico che avevano in mente durante il periodo preelettorale. La Lega invece
che ha sottoscritto un contratto di governo con i 5 Stelle, aveva preelettoralmente 2 punti fermi che erano flat tax e autonomie, e di queste onestamente non si sta vedendo ancora nulla. Quindi non posso prendermela con i 5 Stelle, loro sono coerenti, chi non è coerente è Salvini. Ora, il sindaco ha detto, vabbè, Salvini cosa può fare? No, Salvini poteva fare tantissimo, Salvini poteva mettere dei paletti così come li ha messi per altre leggi che gli sono state di interesse.